giro all'interno di Progetto Fuoco vede uno dei protagonisti che è la caldaia con un'azienda leader che è la Windagger Italia con l'ingegnere Stefano Lanciotti. Windagger è un'azienda primaria in Europa specializzata nel riscaldamento e nelle caldaie ad alta efficienza nel mercato europeo per il residenziale. In questi anni è progredita andando sempre su materiali più evoluti, passando da caldaie cucina che ancora attualmente vengono utilizzate, quindi ancora l'utilizzo per chi sta sempre in casa, chi la utilizza sempre, a caldaie a legna in ciocchi evolute per gasificazione di legna, fiamma inversa e quant'altro, fino alla più moderna tecnologia del pellet, quindi caldaie a pellet completamente automatizzate, pulizia automatica, sghigliamento automatico, caricamento anche automatico. In Italia sicuramente e molto spesso utilizziamo delle stufe semplicemente come palliativi, mentre in paesi che da più anni utilizzano questi sistemi, ormai si sa che per avere un riscaldamento e un'efficienza e un risparmio conseguentemente si deve andare su sistemi sempre più evoluti che scaldino completamente con certi tipi di combustibili. Oggi anche in Italia la legna ma anche il pellet sono i combustibili meno costosi a parità di energia che viene resa. Tutte le nostre prestazioni sono certificate da enti terzi, in particolare il TUV tedesco, che dà proprio le prestazioni effettive all'impianto, già decurtate dai rendimenti. Quindi rendimenti altissimi, prestazioni elevatissime e sicurezza soprattutto delle prestazioni. In generale le caldaie, le case in Italia non sono mediamente ben coibentate, quindi una casa da 150 metri quadri può assorbire mediamente nell'arco della giornata sui 10-15 kWh. Noi abbiamo delle caldaie modulanti, ad esempio a pellet, che modulano da 4 a 15 kW, possiamo andare direttamente sull'impianto con una valvola miscelatrice che dà all'impianto quello che serve effettivamente e noi regoliamo solo la temperatura. Una caldaia a pellet di questa ha anche piccoli ingombri, ha la possibilità di caricarsi sia a sacchetti sia con il discorso del caricamento pneumatico automatico. Poi certo se uno ha anche legna a disposizione, con la legna spende ancora di meno, però la legna al contrario del pellet va sempre caricata, sempre pulita e quindi c'è bisogno di più lavoro. L'importante è anche avere chi li installa e li segue bene, infatti noi in Italia utilizziamo, come nel resto d'Europa, dei partner che provvediamo a preparare, quindi degli impiantisti che vengono preparati da noi e che consentono al privato di avere un unico riferimento. Visto che l'impianto deve durare 20-25 anni, il prezzo iniziale è irrisorio rispetto alla vita della caldaia e alla vita dei consumi. Windagger, la produzione è a Seekirchen in Austria, vicino Salisburgo. La Windagger Italia invece è situata in via Ungheresca Sud, a Mareno di Piave, in provincia di Treviso, vicino Conegliano per intenderci, Prosecco, e il sito web è www.windagger.it.